Glória a Dio. Alziamoci in piedi in questo momento. Alleluia. Sono ancora un po' di gente fuori. Sta arrivando. Alleluia. Come state? Come avete passato la settimana? Saluta il fratello che è vicino a te, finché le persone entrano. Alleluia. Alleluia. Amém. Chiudo i tuoi occhi in questo momento. Preghiamo al Signore. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo iniziare questo culto, noi vogliamo ringraziarti per la grandiosa opportunità che è stare nella tua casa, Signore. Per la grandiosa opportunità che il Signore ci ha donato oggi, Signore. Per la gioia che è stare nella tua casa, Signore. Grazie, Signore, per questo privilegio. Grazie per la tua bontà. Grazie per il tuo amore verso di noi. Grazie, Signore, perché noi sappiamo che il Signore è già qua, in questo luogo, la tua presenza è già qui. Signore, grazie, Signore, per ogni fratello che sta arrivando, Signore. Protegge, Signore. Padre, e noi preghiamo per coloro che non sono potuti venire oggi, Signore. Che il Signore possa raggiungere loro. Noi preghiamo per coloro che, Signore, che vedranno la nostra live, Signore. Che la tua gloria possa incendiare la loro casa, Signore, e che la tua presenza possa incendiare la loro vita, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, togli da noi ogni pensiero che ci distrae questa sera. Togli da noi ogni pensiero che ci allontana dalla tua presenza. Togli da noi ogni pensiero, Signore, che ci distrae di adorare il tuo nome. Spirito Santo, noi vogliamo svuotare nostra mente, svuotarci, Signore, per essere pieni del tuo Spirito Santo. Padre, che il tuo Spirito Consolatore, che il tuo Spirito di pace, che il tuo Spirito di bontà, che il tuo Spirito di allegria possa riempire i nostri cuori, Signore. Signore, cambia questo ambiente in questo momento. Riempi della tua gloria, riempi della tua presenza. Padre, metti i tuoi angeli, Signore, intorno a questa chiesa, Signore, lì sull'incrocio, Signore. Noi sappiamo che ci sono tante feste in giro intorno a questa chiesa, Signore, ma noi dichiariamo, Signore, che nostra vita, niente, Signore, ci raggiungerà questa sera, Padre. Noi sappiamo che loro stanno lodando altri dei, noi sappiamo che loro stanno adorando altri dei, Padre, ma noi siamo qua ad adorare l'unico vero Dio, l'unico che è degno di essere adorato, l'unico che è degno di essere onorato, Signore. E per questo noi ti ringraziamo, perché il Signore ci ha scelti, perché il Signore ci ha fatto liberi e perché il Signore ci sta facendo vivere questo momento in te, Signore, che è il nostro momento per adorare il tuo nome, Signore. Grazie, Padre, grazie, Spirito Santo. Fai ciò che vuoi in questo culto, perché questo culto è per te, Signore. Questo culto è tuo, Padre. È nel tuo nome, Signore, che noi ti adoriamo, Padre, in nome di Gesù. Alleluia. Alleluia! Tu che hai ancora fame, tu che hai ancora sete di giustizia, oggi potevamo essere da qualsiasi parte, ma abbiamo deciso di venire a casa del Signore perché abbiamo fame, abbiamo sete di giustizia, abbiamo ancora legna da bruciare davanti al Signore. Oh, 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 oh. Vicino a te io rimarrò, nel tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, e tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, fuoco nei tuoi occhi.
c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, Vieni a bruciare. io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, Vieni a noi che siamo sacerdoti. la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti. La Chiesa del Signore dichiara: noi che siamo sacerdoti. Solo la Chiesa. Noi che siamo ma che siamo Noi che siamo sacerdoti. Spirito, Spirito. Tomasi fogo, Vem come i Pentecosti. riempimi di novo, Riempimi di novo. Chi sa canta, Spirito, 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 que desce como fogo, chamas de fogo, vem como em Pentecoste, ah, vem e enche-me de novo. Spirito, Spirito, Espírito, que desce. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce, E desce chamas de fogo, vem como em Pentecostes mais uma vez, e enche-me de novo. Aleluia. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Riempi i nostri cuori. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Santo Espírito, faz mais uma vez. Lascia che il Signore tolga ogni peso del tuo cuore in questo momento, ogni afflizione, ogni cosa. Lascia che il Signore tolga dal tuo cuore ogni cosa che ti pesa questa sera.
che Gesù sia tutto ciò che tu desideri questa notte. Che la presenza di Gesù sia tutto ciò che tu desideri, perché Gesù è entrato in questo luogo per cambiare non soltanto l'ambiente, ma per cambiare la tua vita. Lascia che Gesù cambi i tuoi pensieri in questo momento. Lascia che Gesù tolga da te quello che ti pesa. Lascia che Gesù faccia questo. Non trattenerti davanti alla presenza dello Spirito Santo, ma lascia che il Signore lavori nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua mente. Spirito Santo. Spirito Santo. Abbiamo ancora lei ad abbracciare, Signore. La fiamma non è spenta. La fiamma ancora non è spenta. Come hai fatto in Pentecoste, come hai fatto in Pentecoste, faz mais uma vez. Gesù ti ha trovato questa sera. Gesù ti ha trovato. Vicino al pozzo ero io, quando uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Cantiamo di nuovo all'inizio, cantiamo di nuovo. Vicino al pozzo ero io, quando uomo giudeo, visto la senza conoscermi sapeva. L'acqua. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte.
quando uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapere, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore, il mio Salvatore. Io voglio bere dal tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonte d'acqua viva. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonte d'acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio,
sei il nostro Salvatore. Tu sei il nostro Dio, Signore. Alleluia. Tu sei figlio amato, tu sei il nostro Salvatore. Io ti aspetto qui, alla mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego e riempi tutto oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni e riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei
sei qui vicino a me, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me, fammi restare qui con te. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me, fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui. Dichiara ancora questo, con la consapevolezza che anche se non lo vedi, Lui è lì vicino a te. Dio, tu sei qui. Sei qui. Fammi restare qui con te. Alleluia. Che meraviglioso essere qui nella presenza di Dio, nella casa del Signore, dove possiamo sicuramente sentire la sua presenza, vedere i nostri fratelli, nostre sorelle, e non c'è posto più bello che questo qua, sicuramente non c'è. E volevo ringraziare a Dio per questo momento importantissimo, momento di lode, momento che avremo qua della parola di Dio, e io sono sicuro che questa sera sarà speciale. Sarà una sera dove Dio parlerà con te, che Dio toccherà la sua casa, la sua vita, Dio toccherà tutta la tua famiglia e benedirà potentemente tutta la tua casa, in nome di Gesù. Amen. Volevo fare un po' di avvisi, potete sedervi,
nome di Gesù. Pace a tutti. Come state? Bene, bene o bene, bene? Bravo. Bene, bene, bene. Gloria a Dio. Bom, domani sarà quel giorno più bello, uno dei più belli dell'anno, sicuramente. Cosa avremo domani? Gloria a Dio, battesimo. Domani ci saremo un giorno che rimanerà sulla memoria di quello che vanno si battezzare sicuramente e anche noi, perché siamo qua in preghiera perché questo giorno arrivi, o no? Domani alle 9 di mattina, Sirmione Punta Gro. State attenti. Domani ogni famiglia deve portare acqua, ok? E 2 bibite. Io porterò una sarà Coca-Cola e l'altra sarà Coca-Cola anche. Vabbè? Ogni famiglia deve portare le sue posate perché non c'è là, deve portare da casa sua, va bene? Può portare anche quella lì, di sicuro. Per chi vuole rimanere fino a tardi, perché io penso che va fino alle 5, alle 6, non sappiamo, alle 7, forse facciamo una vigilia là, 9, 10 di sera, non sappiamo. Posso sentire un amen? Ti cobrirò domani, vediamo. Deve portare snacks e patatine, molta patatina, va bene? Alleluia. E per il pranzo abbiamo già un menù speciale, però deve prima parlare con la nostra pastora Andrea su questo discorso, perché lei sta organizzando tutto e perché la cosa sia giusta, nessuno rimanere con fame, deve parlare con la pastora. Amen? È così? Giusto? C'è un versetto spettacolare che dice così in Salmi 23, versetto 5. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Domani sarà quella lì. Domani sarà il giorno che la sofferenza di Cristo c'è il suo guadagno. Domani è la ricompensa. Come si dice ricompensa? Ricompensa? Domani Gesù Cristo avrà la sua propria ricompensa, di vedere i suoi figli andando ai battesimi. Amen? Glória a Dio. Adesso abbiamo un altro avviso. Prossima domenica, non domani, l'altra domenica sarà il 2. Cosa abbiamo il 2? Il prima domenica del mese? Fusion. Parlerò un'altra volta. Avremo il Fusion. Alleluia. Sta migliorando. Stiamo parlando su un tema molto importante che è la sanità. Quindi domenica alle 4 inizia il nostro Fusion. Però prima alle 2 cosa succede? Pre-Fusion. Abbiamo un tema speciale questo pre-Fusion. Adesso voglio vedere. Guarda là. Scegli il tuo peggior look. Ma sai quello look John, che la Gabi non ti lascia andare in centro commerciale? Quando você mette quello look là, lei dice a te, no, cambia, non va bene così. Ok, è quello di là che deve venire, è quello di là. Anche te, Gabi, tutti. Io non ho un peggio look, sono novella Vanessa. Non dite niente, per favore. Amen. Alle 2, ragazzi, alle 2 di pomeriggio iniziamo qua il nostro pre-Fusion. Avrà non c'è iscritto là, ma c'è, con premiazione, quello peggio più brutto di vedere sarà il vincitore.
Não so cos'è il premio, non so cos'è, ma sicuramente deve essere buono. Amém, ragazzi? Glória a Dio. Adesso parliamo qua sul nostro l'ultimo avviso. Sta arrivando il nostro primo camp ADM Verona Fusion. Il tema sarà Wake Up. Il tema sarà Wake Up. Alleluia. Risveglio. Alleluia, glória a Dio. Alleluia. Non posso dire molta cosa su questo campo. L'unica cosa che voglio dire oggi è che noi, nostra squadra, che stiamo pregando tutta la settimana per questo evento, ogni preghiera, ogni giorno che siamo lì pregando, c'è un potere impressionante di Dio che è versato lì sulla nostra vita. O no? Quindi penso io che questo campo sarà un wake up spirituale, un wake up nella nostra vita, nella nostra chiamata, nel nostro obiettivo di vita di essere uno in Cristo. Di sicuro, sarà un tempo potente nelle mani di Dio. Amém? Alleluia! Amém. Questi sono gli avvisi. Allora voglio parlarvi su un altro tema importante, che è il momento delle offerte e delle decime. Sempre c'è qualcuno che mi chiede: Gilson, è un obbligo portare alla chiesa l'offerta? È un obbligo portare la decima? No, non è un obbligo. Dio non vuole che essere così un obbligo. Non è una volontà, è un desiderio tuo. Io sempre dico che è un riflesso di quello che Dio ha già fatto nella mia vita. Io offerto perché amo a Dio, perché amo la Chiesa, perché questo messaggio che è arrivato, l'Evangelio di Dio è arrivato e è cambiato la mia vita, è cambiato la mia famiglia, è cambiato tutto e mi ha dato adesso un motivo da vivere, un motivo di essere felice. Adesso io so perché sono felice, io so perché sono benedetto, perché questo messaggio, il messaggio della croce, il messaggio dell'Evangelio di Dio è arrivato a me. Per quello porto l'offerta, per quello faccio la decima, per quello. È un riflesso, è un atto di gratitudine. E io volevo invitarti a tutti quanti che questo momento prenda la sua offerta. Alzati di pé, per favore. Facciamo un momento di preghiera. Il valore per Dio non è quello che importa, ma è il suo cuore che è importante. Perché Dio non ha bisogno di soldi. Dio no. È bisogno perché la sua mensagem va in tutto il mondo. Ma Dio no. Dio vuole il tuo cuore. Dio vuole un cuore gradito, Dio vuole un cuore che perdona, Dio vuole un cuore che è felice, Dio vuole un cuore pieno della sua presenza. Ma noi come siamo figli di Dio e siamo graditi per tutto ciò che è già fatto nella nostra vita, siamo qua oggi per ofertare e adorare a Dio. Amém? Preghiamo? Deus Santo, quero te agradecer nesse momento, esse rico privilégio de estar aqui nessa noite e poder estar ofertando na tua casa, na tua presença, porque eu sei que essa mensagem que salvou a minha vida, que salvou a vida dos meus pais, que salvou a vida da minha família, que salvou a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, eu sei que essa mensagem precisa ser levada ao mundo todo. Essa mensagem precisa ser levada a cada família desse país. Essa mensagem precisa ser pregada a cada família desta cidade. E é por isso que nós estamos aqui, porque eu sou grato pelo aquilo que o Senhor já fez na minha vida.
Talvez essa oferta que te entrego hoje não é aquela que eu gostaria, mas vem do meu coração, vem da minha alma, e eu estou para dizer, Jesus, ecco qui la mia oferta, está aqui aquilo que eu gostaria de ofertar. Em nome de Jesus eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada casa, cada pai que representa o seu lar, cada sacerdote do lar, Pai, que se porventura tem qualquer problema que estão enfrentando nesse assunto financeiro, eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para intervir e resolver qualquer problema. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer o que ninguém pode fazer. Então é a Ti que eu oro, Jesus, entra nessa casa. Dá sabedoria a esse pai, dá sabedoria a essa mãe, que nunca venha faltar nada na casa e no povo de Deus. Que as janelas dos céus sejam abertas nessa noite, e sobre cada casa aqui representada, Senhor, seja derramada uma porção poderosa da Tua bênção em nome de Jesus. Te entregamos nessa noite os nossos dízimos e as nossas ofertas, e louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Potete consegnare, né? Prima di passare al momento della parola, io volevo fare una preghiera speciale questa sera per alcune persone speciali che sono qua in mezzo a noi e che domani ufficialmente consegneranno la loro vita a Gesù. Quindi volevo invitare tutti i nostri battezzandi, tutte le persone che si battezzeranno, che oggi sono qua presenti, a salire qua sul pulpito. Se qualcuno può andare a chiamare anche Pietro un attimino, che venga anche lui. Prego, prego. Ingrid, Brenda, Sing, Leo, Carolina. C'è ancora qualcun altro che oggi non è potuto essere qua presente? Ma voglio fare una preghiera per tutti quanti loro. Io ti chiedo se puoi alzarti in piedi
E se tu credi che Dio ha messo nelle tue mani il potere per benedire vite, stendi la tua mano verso di loro in questo momento. Quello che faranno domani è un passo molto importante, ma come abbiamo spesso ripetuto nel discepolato che abbiamo fatto, è soltanto l'inizio di una camminata con Dio. Non è un traguardo questa è la nascita, e da adesso inizia la vita. Quindi in questo momento preghiamo perché Dio possa dargli ogni giorno forza, ogni giorno grazia, possa moltiplicare l'unzione sulle loro vite, che veramente loro possano essere figli e figlie di Dio, pronti davanti a questo mondo a portare in alto il nome del nostro Signore e il Vangelo di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, Signore, io ti prego per ogni mia sorella, ogni mio fratello qua presenti questa sera, Signore, su questo pulpito, Padre. Tuoi figli che domani consegneranno ufficialmente la loro vita a te, Signore. Noi sappiamo che hanno già preso questa scelta nel loro cuore, che domani testimonieranno davanti a tutti, Signore, questa scelta che hanno preso. Ma io ti chiedo, Padre, in questa notte speciale, che tu, Signore, possa moltiplicare le forze, Signore, e il coraggio con il quale domani scenderanno in quest'acqua, Signore. Che, Signore, tutte le prove della vita che loro vedranno davanti a loro non possano venire a scalfire la fede che hanno in te. Che tu possa essere ogni giorno il loro centro, il loro obiettivo, qualcosa da raggiungere, mantenendosi fermi su questa strada che hanno scelto. Nel nome di Gesù, Signore, che il tuo Vangelo possa essere portato in alto come la loro migliore bandiera ogni giorno della loro vita. Dona loro coraggio, posizionamento, Signore. Dona loro potenza dello Spirito Santo per far sì che tutto questo si possa compiere nelle loro vite. Questa sera noi preghiamo, Signore, per Matteo, per Carolina, noi preghiamo per Giulia, per Ingrid, Brenda, per Singhi, per Pietro e per tutti coloro che oggi non sono qua e che domani scenderanno nell'acqua del battesimo. Dagli, Signore, il tuo miglior abbraccio questa sera, confortali, proteggili durante questa notte, Signore, che domani possano arrivare certi e fermi nella loro fede e nella decisione che hanno preso nel loro cuore. Nel nome di Gesù benedice ognuno di loro e la nuova nascita che stanno per vivere. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi aspettiamo tutti quanti domani sul lago per questa giornata indimenticabile, sicuramente per le loro vite. Io e penso tutti quanti noi ci ricordiamo molto bene del giorno del nostro battesimo. Penso che sia un'esperienza indimenticabile, indipendentemente dal tempo che è passato e dal modo in cui l'abbiamo vissuto. Il battesimo è qualcosa di indimenticabile per le nostre vite. Quindi domani andiamo tutti insieme al lago come uno in Cristo, facciamo questa festa, rallegriamoci per la scelta che loro hanno fatto, sapendo che nel cielo stanno facendo una festa ancora più grande di quella che faremo noi domani. Amen. Potete sedervi. Io vi chiedo di aprire la vostra Bibbia nel libro del profeta Isaia, al capitolo 54. Amen. Amen. Padre,
Nel nome di Gesù io chiedo, Signore, la tua presenza, la tua potenza qua in mezzo a noi questa sera. Che, Signore, tu possa ministrare oggi alla tua Chiesa tutto ciò che tu vuoi. Usami, Signore, ma che la tua volontà sia fatta oggi, non la mia, Signore. Che le tue parole possano arrivare ai cuori qua presenti questa sera, a partire dal mio fino a quello di ogni fratello, ogni sorella qua presente. Che vite possano essere trasformate oggi per mezzo della tua parola, che menti e cuori si avvicinino sempre di più a te. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sarò sincero, fratelli e sorelle, io ho cominciato la settimana avendo un tema per la predica in mente di questa sera. E soltanto che dopo alcuni giorni di questo inizio settimana, Dio ha cambiato questo tema per la predica e mi ha dato un altro tema che magari poi vedrete qua dietro, rinascita, proprio in tema con i nostri battesimi di domani. Mi piace sempre quando c'è qualche evento come i battesimi, ad esempio, portare una parola che possa avere un significato per l'evento che stiamo andando a festeggiare, no? E fino a oggi pomeriggio, erano più o meno le 5 di pomeriggio, io avevo questa parola, ce l'ho ancora in realtà qua, questa parola pronta su Lazzaro, Marta, Maria, la risurrezione di Lazzaro, solo che più o meno verso le 5 di pomeriggio ho fatto una telefonata e finché facevo questa telefonata Dio ha cominciato a ministrare un'altra parola al mio cuore, il che è un grosso problema per me, perché io sono un predicatore a cui piacciono le predicazioni molto sistematiche. Io preparo la predica, io mi segno tutti i versetti che dovrò dire, anche perché non ho una grande memoria, quindi non so tutti i versetti della Bibbia come alcuni fratelli, sorelle sanno qua. Solitamente quando io cito un versetto lo racconto, non dico il versetto giusto, perché io non so il versetto giusto, non è che lo racconto per diletto, lo racconto perché veramente io il versetto giusto non lo so. Magari il 70-80% di voi sa il Salmo 23 a memoria, io non so il Salmo 23 a memoria, ve lo posso raccontare, ma dirlo a memoria non sarei in grado. E questo è un problema, perché se Dio mi ha dato la parola più o meno verso le 5 di pomeriggio, non avevo il tempo di preparare una vera e propria parola fino ad adesso, perché dovevo preparare i bambini per venire in chiesa e tutto il resto. E quindi tutto ciò che io dirò questa sera sarà totalmente quello che lo Spirito Santo mi ha ministrato in quella telefonata e nei pochi minuti che sono passati dopo quella telefonata. Non ho questa predica oggi sistematica, non saprò bene cosa dire, ma credo che lo Spirito Santo sappia molto bene cosa dire questa sera, quindi oggi sono proprio sicuro che Dio ha una parola per la sua Chiesa. Amen. Isaia 54, il versetto 2 dice così, poi leggerò anche i successivi. Allarga il luogo della tua tenda e si spieghino i teli delle tue dimore senza risparmio. Allunga i cordoni e rafforza i tuoi picchetti, poiché tu ti spanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, poiché tu non sarai più confusa, non avere vergogna, non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Amen. Questi sono i versetti con cui oggi voglio cominciare questa predica. In questi versetti il profeta Isaia sta solamente ricordando al popolo di Israele una cosa. Il popolo di Israele stava per passare per un esilio in cui sarebbe stato per molti e molti anni, un esilio in Babilonia. Ma Dio non aveva per Israele il sogno dell'esilio in Babilonia.
Dio non aveva per il popolo di Giuda il progetto di questo esilio. Le promesse, i sogni che Dio aveva per Israele sono tutt'altro. E noi vediamo questi sogni e queste promesse fino all'Apocalisse. E Dio continuava a rinnovare queste promesse. E qua il profeta Isaia, ancora una volta, sta profetizzando e ricordando i sogni che Dio aveva per Israele, i sogni che Dio aveva per il suo popolo. E Isaia dice: è vero, tu andrai in esilio, ma non temere, le promesse per te sono ancora valide, i sogni che io ho per te sono ancora validi. Allarga le tue tende, metti forza nei tuoi picchetti, preparati per quello che dovrà arrivare, perché i sogni che ho per te sono ancora validi, sono ancora vivi, sono ancora vivi. E questo è quello su cui io voglio parlarti questa sera. Dio ha sogni per ognuno di noi. Dio ha sogni per te. Tu sei un sogno di Dio. Mi ha chiamato un fratello questa sera. Non dirò il nome, ovviamente. Ho una sorella, è stato un fratello, dicendo che aveva dei dubbi sul battesimo di domani. E non è stata l'unica persona che in queste settimane ha avuto dubbi sul battesimo di domani. Ma questo è un sogno che Dio ha per noi. Questo è un sogno che Dio ha per noi. Tu sei un sogno di Dio. E i sogni di Dio non sono morti. Tu non sei morto per Dio. Dio ti vuole, Dio ti desidera. Dio ha dato tutto quello che aveva per te. E Satana fin dal principio ha cercato di far sì che i sogni di Dio non si realizzassero. Dio ha creato Adamo ed Eva, ma il suo sogno non era che loro andassero a peccare. Dio ha creato Adamo ed Eva per renderli dei re su questa terra. Ma è arrivato il nemico e ha spezzato questo sogno. E il nemico fino a oggi sta spezzando i sogni di Dio. E io mi giro intorno e guardo anche la mia vita e la vita di tanti di noi. E sapete cosa vedo? Che i sogni di Dio stanno morendo. Che i sogni di Dio stanno morendo. Oggi volevo parlare di rinascita riferita al battesimo, alla nuova nascita, quella che Gesù ci dice di fare in Giovanni al capitolo 3 quando parla con Nicodemo. Se una persona vuole vedere il regno di Dio deve nascere di nuovo, deve nascere da acqua e da spirito. Questa è la rinascita di cui io avrei desiderato parlare oggi. Parlare della rinascita spirituale, la rinascita dei nostri doni, la rinascita del nostro spirito per quelle persone che oggi magari sono giù, sono morte, ma c'è una rinascita di qualcosa più grande di tutto questo, più alto di tutto questo, perché la parola ci dice che i sogni di Dio sono più alti dei nostri, i piani, i progetti di Dio sono più alti dei nostri, non sono i nostri, le sue vie non sono le nostre, sono più alte delle nostre. E oggi guardandomi intorno vedo come il nemico, e non solo lui, sta riuscendo a far morire i sogni di Dio, sta riuscendo a far morire i progetti di Dio. Stavo parlando con un pastore qualche giorno fa, un pastore qua di Verona, un nostro amico, e stavamo dicendo di un progetto di cominciare a fare i culti in carcere. Io mi sono emozionato tantissimo perché mi ricordo quando ero piccolino mio papà andava a suonare in carcere, a fare la messa con la Chiesa Cattolica. E è una cosa che veramente ho sempre avuto in cuore di fare. Mi piacerebbe andare in carcere e poter portare una parola a quelle persone. Forse saprei già anche cosa dire, non lo so, è una cosa che vorrei tanto fare. Questo pastore mi fa: sì, ma sai, fare il culto in carcere crea un sacco di problemi, perché tu non avrai a che fare soltanto con le persone dentro il carcere, tu avrai a che fare con le famiglie di quelle persone che sono fuori dal carcere, e le famiglie di quelle persone sono tante, sono di qua e sono di là, e una chiesa da sola non ce la fa a fare tutto.
E purtroppo, come ha detto lui, purtroppo oggi noi non viviamo in un mondo in cui le chiese collaborano a vicenda. E quindi è difficile cominciare questo progetto dei culti in carcere. Perché se fossimo tutti uniti, allora sì, ce la faremmo, potremmo salvare vite, potremmo fare grandi cose, ma non siamo tutti uniti. E il fatto di essere uno in Cristo è quello che forse è uno tra i più grandi desideri di Dio. Gesù stesso l'ha detto: Padre, che siano tutti uno. Quando dice tutti uno non parla soltanto di noi dentro la Chiesa, sta parlando di tutte le chiese, sta parlando di tutti i fratelli, di tutte le denominazioni. E dice che siano tutti uno come io e te siamo uno, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Per Gesù era così importante che il mondo sapesse che Dio l'ha mandato. E questo deve essere importante anche per noi, ma per far sì che questo avvenga noi dobbiamo essere uno. E oggi il nemico sta facendo sì che noi non siamo uno. Sta mettendo nella testa di leader religiosi il fatto di non unirsi tra chiese, il fatto di non collaborare insieme. Mi è piaciuto, stamattina ho ricevuto una telefonata da un altro pastore. Mi ha detto: guarda, devo chiederti un piacere grandissimo. Domani io non sarò in chiesa. Domani mattina abbiamo il culto, io non sarò in chiesa. E i 2 leader che sono con me, che predicano, non saranno in chiesa neanche loro. Puoi venire tu a predicare? E quando mi ha fatto questa proposta, io sapevo che avevo i battesimi, non potevo andare, ma io sono rimasto, sapete, così felice. Perché ma cosa succede? Questo pastore non è in chiesa. I leader della chiesa non ci saranno. Non ci sarà nessuna autorità religiosa, tra virgolette, e chiama me per andare a portare una parola alla chiesa. Chi si fiderebbe di fare una cosa del genere in un tempo come questo, in cui tra fratelli e sorelle ci siluriamo a vicenda? E non soltanto tra chiese diverse, anche all'interno della stessa chiesa. Si vedono tante liti, tante discordie, invidie, rivalità, gelosie, tutte cose che la Bibbia ci dice che ci sono. C'erano al tempo di Paolo, quando era la chiesa apostolica, la chiesa perfetta. Ci sono anche oggi. Non serve che facciamo finta di niente. E come possiamo essere uno finché c'è tutto questo? Essere uno non vuol dire soltanto aiutarsi a vicenda. Essere uno vuol dire collaborare insieme. Come possiamo collaborare insieme finché c'è tutto questo all'interno della Chiesa, tra di noi? Come possiamo? La cosa peggiore è che se il nemico ha la libertà di agire e lavorare in mezzo a noi, è proprio perché non siamo uno. Se fossimo uno, il nemico non potrebbe. È Gesù che ce l'ha detto. Pietro: su questa pietra io fonderò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno sconfiggerla. Ovvero, finché c'è una chiesa, che è uno in Cristo, che vive questa assemblea, il nemico non potrà agire, il nemico non potrà entrare, il nemico non potrà fare, finché siamo uno. Se siamo uno, il nemico non potrà. Ma quando noi ci dividiamo, quando tra di noi c'è questa rivalità, quando tra di noi c'è questa discordia, quando tra di noi prendiamo direzioni diverse, lì il nemico potrà entrare. Essere uno, essere chiesa è un sogno di Dio. È un sogno di Dio. E il nemico sta distruggendo questo sogno. Il nemico sta distruggendo questo sogno. Eppure le sue promesse sono ancora vive. Allarga le tue tende. I miei sogni non sono morti. Dipende da te. Allarga le tue tende, perché c'è ancora possibilità. C'è ancora possibilità che la Chiesa possa essere una contro questo mondo. C'è ancora possibilità che la Chiesa possa essere unita per proclamare il Vangelo. C'è ancora questa possibilità. Allarga le tue tende, perché ciò che io ho promesso e preparato è lì, è pronto per andare a prenderlo. Ma dipende da te. Dipende da noi. Se noi non prendiamo questa direzione che Dio ci ha dato, se noi non prendiamo questa direzione di essere uno,
se noi non lasciamo da parte queste discordie, queste cose brutte che ci sono tra di noi, non potrà mai prendere il via questo sogno che Dio ha per la Chiesa. La Chiesa è così potente che niente potrebbe fermarla, se noi volessimo. Quando gli abitanti di Babele hanno costruito quella torre, no? Vi ricordate? Volevano fare una torre che arrivasse fino a Dio, fino in cielo. E ce la fanno e costruiscono mattone dopo mattone, vanno a fare tutta quella torre e Dio li guarda da lassù e dice: caspita, ma questi qua lavorano insieme, lavorano uniti, non sono neanche cristiani ma lavorano uniti, e lavorando uniti stanno portando una torre fino in cielo. Niente potrà fermarli se lavorano così. Pensa a noi che abbiamo lo Spirito Santo. Se noi fossimo uniti, che cose grandiose potremmo fare. Pensa a noi che abbiamo l'unzione di Dio. Pensa a noi che abbiamo i doni spirituali. Pensa a noi che abbiamo Dio e la sua grazia nella nostra vita. Se noi fossimo veramente uniti, se noi non ci parlassimo male alle spalle a vicenda, se noi non cercassimo di distruggere la vita del fratello, se non fossimo invidiosi delle benedizioni che Dio dà a qualcun altro invece che a noi, se non avessimo gelosia e tutto il resto, pensa che cose grandiose potremmo fare, molto più di una torre che arriva fino in cielo. Dio sa di tutto questo e per questo vuole che noi siamo uno, che vuole che noi siamo uniti. Questo è un suo sogno, e i sogni di Dio sono pronti, le sue promesse sono lì che ci aspettano. Non permettiamo a nessuno di entrare nella nostra mente, di prendere posto nel nostro cuore e far sì che noi non possiamo vivere questi sogni, far sì che questi sogni muoiano per noi. Un altro sogno che Dio ha è un comandamento che Lui ci ha dato e che noi domani vivremo: andate per il mondo, fate miei discepoli di tutte le nazioni, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho ordinato. Questo è un sogno di Dio, che noi possiamo andare a fare tutto questo. È un sogno di Dio, è un suo desiderio. Dio poteva fare a meno, sarebbe stato più facile, mamma mia, molto più facile. Creiamo 7 miliardi di robot che mi adorano, sarebbe stato molto più facile. E Dio ha detto no, il mio sogno è che loro portino il mio Vangelo, è che loro decidano di alzarsi da quelle sedie e vadano fuori a proclamare il mio Vangelo. Questo è il mio sogno. Non è facile vivere questo sogno, ma se noi non ci muoviamo per questo, non sarà semplicemente una persona in meno che verrà evangelizzata, sarà un sogno di Dio che morirà. E i sogni di Dio stanno morendo intorno a noi. Persone stanno morendo senza mai aver conosciuto Gesù. Persone stanno morendo avendo conosciuto Gesù ma essendosi allontanate da Lui, perché nessuno è andato a casa sua a ricordargli del sacrificio che Gesù ha fatto. Paolo scrive quanto sono belli i piedi di coloro che predicano il Vangelo, di coloro che portano buone notizie, che non sono belli per niente, sono tutti sporchi, pieni di vesciche e chissà che cosa. Ma è questo quello che noi dobbiamo fare per poter far sì che i sogni di Dio possano vivere. Dobbiamo far vivere i sogni di Dio. Non possiamo lasciare morire i sogni di Dio. E il sogno di Dio, uno dei sogni di Dio è che noi possiamo predicare il Vangelo, proclamare il Vangelo. E non è qua che si proclama il Vangelo, non è questo il luogo per proclamare il Vangelo. È sbagliato chi pensa questo. Non è questo il luogo in cui imporre le mani e compiere cure miracolose. Non è questo il luogo, non è solo questo il luogo almeno.
Non è questo il luogo per profetizzare nella vita di qualcuno. Le persone oggi pensano che il culto sia il luogo per essere cristiani e per vivere, per far vivere a Dio questo suo sogno. Le 2 ore di culto. Non è questo il luogo. Predicare il Vangelo è da fare in ogni parte del mondo. Gesù ha detto andate per il mondo. Non ha detto andate nelle chiese. Questo è il luogo in cui dobbiamo venire per ricaricarci, per unirci, adorare Dio, essere uni in Cristo, essere chiesa. Ma non è questo il luogo per fare tutte queste grandi cose che Dio vuole che facciamo. Mi ha chiamato il presbitero Sandro l'altro giorno, mi ha detto guarda pastore, domenica mi ha invitato una chiesa a predicare. Gloria a Dio. Non sapete quanto sono stato felice di questa notizia. Quando mi ha mandato il messaggio, subito l'ho mandato all'Andrea, era così felice, l'ho chiamato, ho detto Sandro, ma sono felicissimo, ma che bella notizia. Io esplodo di gioia quando qualche chiesa chiama qualcuno qua a predicare. La missionaria Sonia è già stata a predicare 2, 3, 4 volte a Vicenza. La missionaria Sandra ogni tanto viene chiamata a predicare in un'altra chiesa. Tutte le volte che io so che qualcuno va in qualche chiesa a predicare, Gilson, no? San Bonifacio, tutte le volte che so che qualcuno va in qualche chiesa a predicare, io mi riempio di gioia, perché stiamo compiendo il mandato, andate per il mondo a predicare il Vangelo. E non è soltanto la chiesa, non sono soltanto le altre chiese in cui andare, ma tutti i luoghi sono luoghi in cui andare a predicare il Vangelo. E finché noi non compiamo questa chiamata che Dio ci ha dato, noi staremo facendo morire il sogno che è di Dio. Il sogno che Dio ha, che noi possiamo andare là fuori. E io lo so che non è facile, la Bibbia è piena, strapiena di esempi, di persone che avevano questa chiamata di andare a fare grandi cose e durante la camminata il nemico le faceva demoralizzare, le buttava giù. Pensate al profeta Elia, no? Dopo che Elia ha sconfitto i profeti di Baali in quella battaglia fantastica sul Monte Carmelo, con effetti cinematografici pazzeschi, è successo che la regina di Israele ha detto Elia, tra un giorno io ti ucciderò. E Elia ha preso così tanta paura di questa minaccia della regina che è scappato, è cominciato a scappare via. Vai, corri, è andato fino a un certo punto, ha detto Dio, non ce la faccio più a scappare, non ce la faccio più, meglio che mi uccidi. Pensare, no? Sei scappato perché non volevi che ti uccidesse, adesso mi dici meglio che mi uccidi. Torna indietro, vai che la regina ti ucciderà di sicuro. Ma finché lì era in preda a questa depressione, Dio si è mostrato a lui e gli ha detto Elia, io ho un sogno per te. Non le ha detto proprio così, ma stiamo parafrasando per metterlo nella predica. Io ho un sogno per te. E sai, io ho già preparato il futuro re di Israele. Io ho già preparato il profeta che sarà il tuo successore. E oltre a questo ci sono 7.000 uomini, profeti validi che sono lì, che stanno soltanto aspettando che tu vai e gli dai una direzione. Ovvero il sogno che Dio ha per questa nazione non è finito. È tutto pronto. Basta che tu esci da questa grotta e torni a compiere la tua chiamata. I sogni che Dio ha per questa nazione, i sogni che Dio ha per questa città, i sogni che Dio ha per i tuoi amici, i sogni che Dio ha per i tuoi parenti, i sogni che Dio ha per le persone che conosci non sono finiti, ma non potranno vivere finché tu non esci dalla tua grotta e non vai a compiere la tua chiamata. Non possiamo far morire i sogni di Dio. E questo è un sogno di Dio. Dobbiamo far rinascere questi sogni. Ma affinché questo possa accadere dipende da te, non dipende da Dio. Parlando con un fratello l'altro giorno, stavamo parlando e l'evangelizzazione arriva da Dio, arriva dall'uomo, arriva dal cielo, arriva dalla terra. Le due cose vanno insieme. Perché Dio ci dà lo Spirito, Dio ci capacita, Dio ci dà i doni, Dio ci dà l'unzione, Dio ci dà tutto quello che gli chiediamo,
Ma finché noi non prendiamo la decisione di uscire dalla nostra grotta, di alzarci da quella sedia e di andare a compiere la nostra chiamata, nessuno si salverà. Nessuno si salverà. Perché il piano, il progetto di Dio, per quanto possa essere diverso dal nostro, è quello che noi andiamo a predicare il Vangelo, che noi andiamo a fare discepoli, che noi andiamo a battezzarli, che noi andiamo a istruirli. Questo è il progetto di Dio e non si compierà finché noi non andiamo. È l'ultimo progetto di Dio di cui voglio parlarvi oggi, poi avrò terminato. Come ho detto all'inizio, il progetto più grande di Dio sei tu. Tu sei il sogno più grande di Dio. Tu sei il sogno più grande di Dio. E finché quella persona parlava al telefono con me, Dio mi stava ministrando questo. Tu sei il sogno più grande di Dio. Dio ti vuole, Dio ti desidera, ti ha desiderato fin dal ventre di tua madre, se vediamo le scritture. Dio ha fatto qualsiasi cosa che poteva per tirarti fino a Lui, fino a portarti qua questa sera. Dio ha dato tutto quello che aveva. Ha fatto morire suo figlio sulla croce per te. Quella croce non era per Lui, non so se lo sai. Quella croce non era per Gesù. Non era neanche per Barabba, non era neanche per un altro ladrone. Quella croce era per te. Quella croce era per te. E Gesù ha detto, anzi Dio ha detto no, tira giù quella persona, tira giù di Elton, sta per essere crocifisso, tiralo giù, metti su Gesù. Tira giù Jefferson, stanno per bucargli le mani, no, tiralo giù, metti su Gesù. Michele sta per essere messo sulla croce, Michele sta per passare dal flagello, dalle torture. No, aspetta, lascialo, metti Gesù a prendersi le bastonate al posto suo. Metti Gesù a prendere gli sputi al posto di Raffaele. Metti Gesù a prendersi gli insulti al posto di Adriano. Dio ha deciso di fare questo. Quanti di noi avrebbero detto metti mio figlio al posto suo? Ne penso nessuno. Non guardatemi male, ma io non metterei Benjamin neanche lì. Piuttosto mi metto io, ma i miei figli no. E Dio ha dato tutto quello che aveva. Perché tu sei un suo sogno. Tu sei un suo sogno. Mi piace tantissimo la chiamata di Matteo. Non so se avete mai letto la chiamata di Matteo sui Vangeli. Tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, parlano della chiamata di Matteo. Noi oggi parliamo di Matteo come Matteo, no? Il suo vero nome non era Matteo, era Levi, figlio di Alfeo. E se noi andiamo a vedere sul Vangelo di Marco dice così: un giorno Gesù stava passando in riva al mare e vede un esattore delle tasse, si chiamava Levi, figlio di Alfeo, lo chiamò e quello, lasciato ogni cosa, lo seguì. Poi nel Vangelo di Luca vediamo praticamente la stessa scena. Gesù sta passando, vede che c'era Levi là che stava raccogliendo le imposte, lo chiama: Levi, vieni con me. Lui, lasciato ogni cosa, lo seguì. Però la parte più bella è che se noi andiamo a vedere la chiamata di Matteo nel Vangelo di Matteo, e Matteo sapeva com'è che Gesù l'ha chiamato, no? E sapete, Levi si chiamava Levi di nascita e noi lo chiamiamo Matteo perché Gesù ha cambiato il suo nome. E il nome Matteo significa regalo di Dio. E nel Vangelo di Matteo noi vediamo Gesù che sta passando in riva al mare e lo vede e non gli dice: Levi, figlio di Alfeo, vieni. Gli dice: Matteo, vieni.
quando io leggo la chiamata di Matteo nel Vangelo di Matteo, io capisco che Matteo aveva capito una cosa: Gesù lo aveva scelto. Luca, Marco non badavano a queste cose, ma Matteo sì. Lui mi ha scelto, lui ha cambiato il mio nome e io metterò qua il nome con cui lui mi ha chiamato, perché lui mi ha scelto. Io ero un suo sogno. Lui ha scelto ognuno di noi e per te ha sacrificato ogni cosa. Per te. In che modo noi possiamo far morire questo sogno? Quando noi decidiamo di non rispondere a quella chiamata. Quando noi decidiamo di non riconoscere il sacrificio che Lui ha fatto per noi. Quando noi decidiamo di non amare Dio come Lui deve essere amato. Ama Dio. Lui ha scelto te. Dimostra il tuo amore che hai per Lui. Tu sei un suo sogno. Tu sei un sogno di Dio. Non dimenticare questo. Oggi vediamo tanti sogni di Dio che muoiono perché non riconoscono in Dio il loro Salvatore, non riconoscono in Dio il loro Signore. Ma Dio ha scelto te e ti ha detto: io ho una grande promessa per te, ho un grande sogno per te, ho qualcosa di grandioso per te, è qualcosa che non è morto, è lì in sospeso e puoi prepararti per questo. Allarga le tue tende, rafforza i picchetti, puoi prepararti per questo, perché è lì. Basta che tu scegli me. Basta che tu scegli me. Non aver timore, non avere vergogna di quello che gli altri pensano, che gli altri dicono. Non lasciare che Satana possa mettere qualcosa nella tua testa dicendoti: tu non sei meritevole, tu non sei degno, tu non sei pronto, tu non sei questo, tu non sei quello. Tu sei scelto da Dio. Tu sei scelta da Dio. Ti ha scelto dal principio e ha dato tutto per te. Per te. Tu sei un sogno di Dio. Non dimenticarti di questo, ma vivi questo come una promessa nella tua vita e dai vita così ai sogni di Dio. Alzati da quella sedia e vai a predicare il Vangelo. Esci da quella grotta e dai vita ai sogni di Dio. Si uni in Cristo con gli altri. Abbraccia il tuo fratello, la tua sorella. Lascia da parte ogni discordia, ogni invidia, ogni arma di Satana che si mette tra te e il compimento del sogno di Dio. Non lasciamo che i sogni di Dio muoiano. Non lasciamo che i sogni di Dio si disperdano. Nel sogno di essere chiesa, nel sogno di salvare vite, ma soprattutto il sogno della tua salvezza e della tua eterna eredità insieme a Lui. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? Dio ha sogni per la tua vita. Dio ha sogni per la tua vita, Lorenzo. Dio ha sogni per la tua vita, Aline. Dio ha sogni per la vita di ognuno di noi. Non lasciamo morire questi sogni. Dio ha sogni per la vita di questa Chiesa. Una Chiesa unita, una Chiesa forte.
una chiesa in cui il nemico non potrà entrare perché è una chiesa che è un in Cristo. Dio ha sogni per tutto questo, non facciamo morire i sogni di Dio. Questa sera, finito il culto, non andare via subito. Per me il culto non finisce con la benedizione apostolica, per me il culto finisce dopo, alle 10:30, alle 11, a mezzanotte, fino a che non siamo gli ultimi qua a chiudere la porta, perché quello che viviamo dopo queste 2 ore è ancora essere chiesa, è ancora essere uni in Cristo, è ancora vivere e far vivere il sogno di Dio. Non uscire subito, resta qua, abbraccia tuo fratello, dai una parola di benedizione, vivi questo essere uni in Cristo. E soprattutto, una volta che sarai uscito di qua, ricordati che Dio ha sogni per te, ha sogni per la tua vita, ha sogni per la tua salvezza e attraverso di te ha sogni per tante persone che devono essere salvate dalla tua parola. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, io ti ringrazio per questo tempo passato insieme. Io credo, Signore, che tu abbia smosso qualcosa nel cuore dei tuoi figli e delle tue figlie questa sera. Che, Signore, noi possiamo ricordarci che siamo qua per vivere i tuoi sogni, Signore, per far vivere i tuoi sogni. Io ti chiedo nel nome di Gesù, Padre, che tu possa aiutarci a essere una chiesa unita. Io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa darci la forza, Signore, per predicare, proclamare il tuo Vangelo su questa terra, perché tu ci hai scelto, ci hai eletto per questo, Signore. E anche se arriveranno momenti di disanimo, anche se arriveranno momenti di sconforto, la tua promessa rimane: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che ogni parola che è venuta da te questa sera possa cambiare cuori e cambiare menti, Signore. Che noi possiamo uscire di qua, Signore, più pieni di te e più consapevoli di quello che noi dobbiamo cominciare a fare. Perché ogni volta che noi usciremo e non faremo, Signore, ciò che tu ci hai chiamato, noi staremo facendo morire il tuo sogno e persone, Signore, non potranno avvicinarci a te. Signore, rendici consapevoli della responsabilità della chiamata che ci hai dato. Non far morire, Signore, tutto quello che tu hai messo dentro di noi, il tuo spirito, la tua unzione, la gioia di poter predicare quel Vangelo che un giorno ci ha attirati, che un giorno ci ha attratti, che un giorno ci ha portato a te. Padre, nel nome di Gesù, facci ricordare di quanto era buono, Signore, un tempo poter essere trasformati dalla tua parola, e consapevoli di questo, dacci, Signore, le parole e il coraggio per poter trasformare altre vite. Io, Padre, ti chiedo nel nome di Gesù che ogni persona qua presente possa essere consapevole che è un sogno tuo, che è stata partorita come un tuo sogno e che ci sono piani e progetti sulla loro vita. Dacci, Signore, il ricordo che questi progetti non sono morti. Dacci la forza, Signore, per aumentare le nostre tende, per rafforzare i nostri picchetti e per dichiarare a tutti che tu sei il nostro unico e vero Dio, l'Eterno, il Santo, il Signore degli eserciti. Nel nome di Gesù, Signore, che questo stesso Spirito possa accompagnarci in questa settimana. Non facciamo morire i tuoi sogni, Dio. Non facciamo morire i tuoi sogni. Predichiamo il tuo Vangelo e siamo Chiesa, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, benedici la tua Chiesa e ognuno di noi. Amen. Amen. In me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io
adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare piacere a te. Io voglio fare la tua volontà, tutti insieme. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, piedi, alzerò verso il cielo per adorarti. Per Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Tutti insieme, chi salirà? Chi salirà sul monte? Chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà? Chi salirà sul monte tuo? Chi resterà davanti a te? Chiedi, fai che sia io, fai che sia io, fai che io veda
alzerò verso il cielo per adorarti. Oh, per adorarti. Angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, tutti insieme dichiariamo che Lui è santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo tutti insieme come una chiesa unita, uno in Cristo. Dichiariamo che Lui è santo, santo, santo. Ad una sola voce, santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, Santo, santo. cantiamo ad una sola voce, santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, santo, santo. La terra canta, il cielo adora. Dichiari questo! E tutti gridano Che tu sei santo. la terra canta, il cielo adora. E tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, Il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce, santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce.
Dici così alla persona vicino a te: allarga le tue tende. Dichiaraglielo come qualcosa di profetico nella sua vita: allarga le tue tende. Tu sei un sogno di Dio. Tu sei un sogno di Dio. E il piano di Dio per la tua vita non è morto. Spetta a te però risvegliare questo sogno, risvegliare questo piano. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Stiamo terminando il nostro adorarti. Per tutte le persone che oggi ci hanno visitato per la prima volta, il nostro desiderio per tutti voi, ma come per ogni persona qua presente, che possiate portare a casa un po' di questo Spirito Santo che è stato con noi questa sera, un po' di questa presenza di Dio che vi accompagni in questa settimana e che ogni giorno vi fortifichi per fare vivere i sogni di Dio nella vostra vita. Amen. Prima di terminare vogliamo invitare le persone che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana. Renata, è vero, Renata. Amen. Possiamo onorare allora la vita della nostra sorella Renata. Dio ci insegna ad onorarci gli uni gli altri, quindi io ti invito a stendere la tua mano verso di lei. Onoriamo in questo momento la sua persona e onoriamo soprattutto il nostro Signore che gli ha concesso un nuovo anno di vita. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo che tu possa dare il meglio in questo nuovo anno a Renata e alla sua famiglia, Signore. Benedici questo anno donando pace, salute, gioia, Signore, le migliori benedizioni che tu hai da dargli. Noi ti preghiamo per questo e già ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Che questa stessa benedizione che abbiamo augurato sulla vita di Renata possa accompagnare la settimana di tutti quanti noi, che la pace, la bontà e la misericordia di Dio possano essere sulle nostre case e che l'amore di Dio Padre, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire un forte Amen. Il culto non è finito, stiamo qua a vivere insieme l'uno in Cristo, ci sono coscienze.